Il giorno della prudenza, quello in cui tutti stanno a guardare, mentre dal carcere Sergio Papa continua a dichiararsi innocente, a Refronto, lo suo paese d'origine, Cison di Valmarino, ci si interroga silenziosamente sul giovane sbandato che improvvisamente si sarebbe trasformato in un omicida, pur avendo condotto anche nei giorni successivi al delitto la sua vita di sempre, al punto da essere anche andato a votare lo scorso 4 marzo. Tra la gente per strada e nei locali poca voglia di parlare, chi conosce la famiglia rispetta il dramma, l'ennesimo, che sta vivendo. No, non faccio commenti. Chissà se lui, da quello che sento, non era proprio, era un po' sbandato, ma non assassino, almeno. L'importante è che intanto gli ha fatto una mossa, vedremo al prossimo. Prudenza espressa anche dal presidente del Veneto Luca Zaia, interpellato sull'arresto di Papa. Noi abbiamo fiducia nella magistratura e penso sia doveroso oggi attendere le risultanze delle indagini, dei pedinamenti, leggo anch'io i giornali, delle intercettazioni, però mi fermo qui, nel senso che ho notizie giornalistiche e non dico altro. Attendiamo le risultanze di quello che ne verrà fuori poi dal Tribunale e dal confronto con i magistrati. Domani intanto alle 15 nel parco di Bidasio di Nervesa della Battaglia l'ultimo saluto con rito valdese a Loris Nicolasi e alla moglie Anna Maria Niola per decisione dei figli Catiuscia ed Eddie che per l'epigrafe hanno scelto una foto della coppia da giovane. I due feretri dopo la funzione saranno cremati.